Ok ragazzi, dovrebbe essere partito? Sì, bene. Ed eccoci qua. Sistemiamo il microfono. Riprendiamo dove eravamo rimasti prima. Allora, abbiamo rischiato la morte perché ci hanno attaccato la flotta e stavamo per perdere la battaglia navale con tutto l'esercito sopra. Quindi li sbarco. Yes, my lord. Leading the men ashore. Your will. Orders. Allora, quanti balestrieri Command ho? me. Orders? Orders. Move out. Altre due unità mi servono. Lightning for Lord. 1, 2, 3, 4, 5. No, ho abbastanza. Beh, orders. facciamo una e una. My lord. E adesso As voi you will, andate a my lord. piedi. Yes. E voi ritornate. Come non detto ragazzi, si sono ribellati. Command me. E che fare adesso con questi Yes, qui? my lord. Bisogna scappare per evitare di essere distrutti? Ma non c'è neanche un porto sicuro? Full sails. Mi sa ragazzi che ci This is a annienteranno la place we flotta. cannot plot. You want us gone? Then do so. Prepare to board and engage. Disengage. Retreat. Ragazzi, abbiamo Dropping perso la anchor until flotta morn. veneziana. Non va bene. Orders. Command me. Ho anche dei soldati qui che mi costano parecchio. E però in qualche modo devo Orders. usarli. Lord. Nel senso, facciamo così. Tu Noble lord. vai We qui. march. Tu Orders. vai Move qui. out. E voi andate di qua. E qui io farò un altro esercito ancora. Feudal Knights. Non so, farei un'altra unità di cavalleria ma leggera, giusto per inseguire i nemici che scappano. E adesso qui facciamo un altro esercito potente. Allora, andiamo a vedere un attimo in diplomazia i mongoli come sono presi. No, non il Papa, non me ne frega un cazzo del Papa. Ragazzi, io sono in guerra, no, con tutti quasi, però. Allora, mongoli, 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 mongoli. Sono in guerra con turchi ed egiziani. Sarebbe bello allearsi con loro. Allora, Roma non mi è ancora stata assediata, però non riesco ad arrivarci ancora. Command me. Voi andate a Bologna a difenderla. Men. We march. Cazzo ragazzi, sono tantissimi. Yes? As you will, my lord. We march to an honor. Very good, my lord. Anche la Spagna mi ha dichiarato guerra. Ragazzi, io sono in guerra con tutti. Francia, Germania, Spagna, bizantini, mori, danesi, portoghesi, polacchi, ungheresi, Stato della Chiesa e ultimi ma non per importanza i ribelli. March. Anche qui ho un grosso esercito che si potrebbero unire e farne un altro ancora perché qui Orders. non c'è molto da fare ragazzi con questi. Mi conviene tornare perché non riusciremo mai a difendere Roma. Il problema è che una volta che la crociata sarà finita io avrò 1, 2, 3, 4 eserciti nemici pieni nella mia... in Italia. Allora, My face. Yes. Command me, your majesty. perché non mi lascia unire le unità? Orders. Devo farlo manualmente. Majesty. Orders. 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 Command me. Command me. Yes. Orders. Yes. Orders. Your majesty. Allora, 122, 138, 110, bene. Direi di reclutare un'altra unità e poi con questi qui si riparte la conquista di It Budapest. will be an honor to defeat you, dear Ok, friend. Yes, lord. Command me. chi attacchiamo ora? God will be with us, men. 1505. Beh, intanto li blocchiamo. My lord.
Dopo li annientiamo e continuiamo a conquistare la Germania. 4 turni alla resa di Milano, 7 turni alla resa di Roma. Dov'è la strega? È scomparsa. Mi ha ucciso 3 preti la strega che c'era qui. Ho provato 3 volte a farla bruciare per eresia e mi ha ucciso tutti e 3 i preti. E adesso è sparita. Was that an attack? Allora, dov'è il mio diplomatico? No, questo diplomatico qui mi serviva giù, vabbè. My lord. My lord. Yes. Merchant. 9 fiorini per turno, 12 fiorini per turno. Io dopo qui dovrei avere un mercante. Non male. Ready to trade. Looking to take someone's trade, my lord? E io lo manderei qua. Yes, moving. Yes, my lord. Perché qui posso davvero fatturare abbastanza. Evitando insomma di essere scannato. Your orders? C'ho di queste unità a sto punto, non so che cavolo farmene. Eliminiamole perché sono un costo inutile. E passiamo il turno. Ecco i francesi che mi attaccano. 9 a 20. Lasciamo stare, non ho neanche voglia di farla. Dai, la crociata ha avuto successo. E adesso mi vendicherò. Ah cazzo, è ritornata al Papa? Continuing tomorrow, my lord. Roma è ritornata al Papa, non è dei francesi. Dai, dai, uscite. Hai capito? I must rest until tomorrow. Quindi se io voglio riprenderla mi devo ribeccare un'altra scomunica e beccarmi un'altra crociata. Continuing Forse on mi conviene tomorrow, my eliminare lord. prima un po' di fazioni cattoliche piuttosto che conquistare ancora Roma. Maledetti. Maledetti sì. Here I shall stop there. E adesso mi attaccheranno tutte le città ovviamente. Questa è stata una mossa barbina da parte del Papa. Vedete la cosa odiosa, odiosa di essere una fazione cattolica? Guarda, il Papa. I can go no further today. Yes. Move out. Odiosa. Cioè, vabbè che Roma adesso è vuota, quindi io potrei... e si è spawnato un esercito immenso. Adesso al Papa, madonna. Allora adesso la mia reazione normale sarebbe quella di prendere tutti gli eserciti e attaccare tutto, però bisogna pensare qui perché allora io potrei riconquistare Roma e rimacellarli di nuovo. Però dopo mi scatenerebbero un'altra crociata. Traveling with My lord. On my way. Ready to trade. Dopo mi scatenerebbero un'altra crociata As you wish. e fare la stessa roba non farei altro che che far spammare truppe ai miei nemici. Yes, my lord. This is where we shall meet the enemy. Lane C, name thy enemy, lord. Command me. We march on our victims. Yes? È una situazione spinosa, ragazzi. Your orders, noble one. We will engage them honorably, my lord. We shall continue at first light. È una situazione molto spinosa. Allora, voi andate a Tessalonica. Qui mettiamo insieme un po' di uomini. Let me strike, my lord. Orders. Command me. Yes. Onward. Who do I Uniamo questi due eserciti e facciamone un altro ancora. L'unica soluzione a tutti questi nemici saranno più uomini nostri. someone to see? Io sono ancora in guerra con il Papa? Sì,
Sono comunque ancora in guerra con il Papa e sono comunque ancora scomunicato, quindi tanto vale riconquistare Roma di nuovo. Where to, sire? What shall we find, Name thy enemy, Lord. Command me. Adesso bisogna vedere un attimo come procedere. Io riconquisterei subito Roma. Sinceramente. Però non penso di arrivarci in tempo. Cioè, ovviamente loro adesso la occuperanno prima di me. Vabbè, ragazzi, non so cosa dire. Cioè, Vienna è in rivolta. Anche se dentro ho tutta sta gente qui. Who do I face? Orders. Yes. Command me. Your Majesty. Command me. Yes. Your Majesty. Yes. Orders. Command me. Yes. Orders. Let me strike, my lord. Your Majesty. Voi andatevene via. Should we spare any of them? Annientati. Victory. Name thy enemy, Lord. We show little mercy. They deserve orders. Qui probabilmente si ribelleranno. Forse dovrei iniziare a sterminare la popolazione quando conquisto una città. Perché se no, ecco, adesso Zagabria la perderò sicuramente. Con questo esercito devo andare qui a riprendermela. Con questi due eserciti devo riconquistare Roma. We would see you dead. Your will. Qui ho la mia flotta, fra virgolette flotta. Yes, my lord. Si spera di arrivare al porto più vicino, che penso sia Palermo. Yes? Qui adesso ammassiamo ancora uomini e attacchiamo ancora di là. We march no further Vienna, today, ovviamente. Lord. Si è ribellata. Allora, vediamo un attimo. Io ho 4 regioni che si sono ribellate. No, non mi servono altri generali, mi servono più soldati. Qui hanno interrotto misteriosamente l'assedio. Yes, my lord. On my way. Yes, moving. Yes. Who do I face? We shall send them to hell or worse. March! Sooner Adesso questa qui durerà altri 8 turni. E quello è il problema. Command me. Voi andate qui a Innsbruck. Yes, Lord. We will engage them honorably, my lord. God has granted his Voi andate o a Berno o a victory. Staufen è vuota, God quindi will be with us, men. io andrei, sarei propenso ad andare lì. We suspect you will waste our time. Ceasefire, non How could vogliono. you ask this meeting Nessuno when vuole it far pace was con me. so 7 foolish? turni. O Milano cadrà? Cazzarola. 2 turni perché cada Milano. Yes, my lord. This is where we shall meet 6 a 1. We Ok. tore them apart, my lord. Sono tentato di sterminare la popolazione. I have silenced them. Your orders, noble one. Your majesty. Sono molto tentato di sterminare la popolazione nelle città che conquisto adesso. Per una questione di puro ordine pubblico. Ecco, adesso sti qui hanno un esercito immenso qui e non glieli cavi più. Let me strike, my lord. Yes. We march on our victims. Your will. As you will, my lord. We march to battle. Cioè, incredibile, guardate gli uomini che hanno loro. Sono tutti così. Vi giuro li attaccherei. Dio Cristo, 1000 uomini ho perso. Io non faccio più le battaglie automatiche. Come ho fatto a perdere 1000 uomini?
them apart. 1000 uomini ho perso. Orders. Who do I face? Let me strike. 1000. Come si fa? Non è possibile perdere 1000 uomini contro dei contadini. Cioè ragazzi, questo gioco è strano, posso dirlo. Allora, qui mandiamo un po' di balestrieri. Command me. Move out. We shall send them to Face. It will be an honor to defeat. command me. E dopo scendiamo per attaccare. Cioè, guarda quanti gliene sono rimasti, vabbè. Qui c'è la peste. E adesso piano piano riprenderemo il controllo dell'Italia, però davvero cioè... Name thy enemy, Lord. Who do I face? Con voi andate di qua ad occupare Zagabria e da qui partiamo a finire di conquistare i Balcani. Voi potete anche andare a Tessalonica. This is where we shall meet the 5-1, ma io tengo l'assedio, non ho intenzione di portarlo avanti. Voi invece potete anche andare, cominciare a marciare verso Costantinopoli o verso Sofia. We will engage them honorably, my lord. Guardate i miei commerci come sono produttivi. O comunque, cioè, per mantenere tutti questi eserciti, cioè io di army upkeep pago 18.000 al turno e comunque guadagno 4.000. Questo per darvi un'idea di quanti soldi entrano nelle mie casse. Noble lord, your majesty. My lord. Sire, as you wish. Mm. Ready to trade. Il nostro mercante Yes, my fra lord. poco arriva. Passiamo questo turno sperando che nessuno mi abbatta la flotta. The enemy fleet attacks us. Ho parlato. The battle is lost, my lord. Ragazzi, la flotta è persa. Ma poi che il Portogallo sia così ricco da comprarmi The fleet is under attack. ufficialmente affondata. Name thy enemy, lord. We shall send them to hell or worse. 3-2. March. La Danimarca è stata scomunicata, o almeno non sono più l'unico. Perché a Ragusa... Let me strike, my lord. Yes. What do you mean you can see me? Command me. My lord. An honor. Trustworthy foe. What lies do you bring us there? You must this meeting was Nessuno vuole fare pace con me, ce la proprio mi odiano. Però secondo me è anche l'intelligenza artificiale in queste difficoltà. Tutti ti dichiarano guerra, tutti. Cioè, God al di là hath granted his di... faithful this victory. God will Guarda be che with giro us, devo men. fare, no? Troppo lungo, vado a Berla. Al di là di scomunica, non scomunica, tutti ti dichiarano tutti guerra in questa difficoltà. Napoli. Who do I face? Your majesty. We march on our big 5-2. Proviamo o perdiamo un sacco di uomini? Ho come la sensazione che perderemo un sacco di uomini. 800. Però dai, almeno abbiamo annientato l'esercito. Bene. victory. E uno dei tanti eserciti nemici è stato Name thy enemy. annientato. Yes. Command me. Who do I face? Or let me strike, my lord. Name thy enemy, lord. Who do I face? My lord. Should we spare any of them? Command me. Voi tornate a Firenze e qui provate insomma a ricostituire il vostro esercito. Speriamo di ricostituirglielo in tempo. Name thy enemy, lord.
in modo da avere almeno 2 eserciti per attaccare qui, perché con uno da solo non riesco a farcela. Marsiglia mancano 6 turni, Vienna 7 turni, Tessalonica Noble 7, lord, ma io attaccherei anche qua. with God's blessing and yours, orders? Yes. Close in for 25 a battle. 4. Voglio essere sicuro di annientare i bizantini. Ok, dai, ci siamo quasi, ragazzi. I portoghesi non hanno mai fatto una guerra aperta con me, mi hanno attaccato solo in Sardegna, mi hanno attaccato solo lì per prendermi, cazzo, la guarnigione che era vuota, e poi adesso mi stanno solo provando a corrompere altri insediamenti. Ok, gli ungheresi mi attaccano, ma io ho un esercito che sta arrivando. Questo gioco è bello, però quando arrivi a questo punto diventa così confusionario, diventa un casino, devi tenere d'occhio tutto. Who do I face? I will see you brought to justice. We march on our victims. We show Allora, little mercy. adesso dovrei avere i 2 mercanti qui. Ready to trade. Trade, my lord. The Kaiser's finest. God's servant. Yes, my lord. Give me a name, my lord. Looking to take someone's trade, my lord? An honor to serve. God will be with us, men. To battle! Without question, we shall begin the siege. Allora, questa città è abbastanza difesa. 11 posso farmi di queste. 11. Allora. No, questa c'è già. Qui mi mancano balestrieri più che altro. E questi li farò qui. E a Firenze avrò un altro esercito. Tu vai via. March on our victims. Non sono scarsi, eh. Anche qui ho un esercito immenso che si potrebbe provare a rispedire da qualche parte. Ne ho tanti, il problema è che loro sono ancora di più di me. Noble lord, we suspect you merely waste our time. I cannot quite... Très bien. What else do you have? Let's not parle on this any further. Adieu, seigneur. Where to, sire? Not possible, my lord. Ok, adesso proverà a prendermi, probabilmente ce la farà anche perché il mio mercante è debole. Sto facendo fatica a stare dietro a tutte queste cose, però sarebbe importante tenerle perché senza un'economia buona non riuscirei a mantenere tutti i miei eserciti. Ok, penso proprio che qui ci sia poco da fare. Avevo un mercante dentro, io ho agenti in giro che non so dove sono, vedete, sono davvero tantissime cose. Adesso se magari non ci This mettessero is as 2 ore ad far as I may andarsene. go today. Stopping here for the night. Ok, il Papa mi attacca. 2000 contro 1900. Pops Loyal Guard. E sono più forti di me, sarei tentato di ritirarmi. Be vengeance. Niente da fare. Vabbè ragazzi, bisogna combatterla. Che ore sono?
sul campo e vediamo di sconfiggerli. Units, await my orders. Units, Roger. Ragazzi, io ho davvero poche truppe. Ho davvero troppi pochi. Ho davvero troppi pochi lancieri. Allora, fermi, voglio vedere la traiettoria, sì, delle baliste prima di metterle, perché se le metti troppo vicine rischiano di uccidere i tuoi uomini. Ok ragazzi, adesso aspettiamo e preghiamo, però sono tanto forti loro. Insomma, loro gli si è spawnato questo esercito immenso. Suoniamo un po' il corno. Eccoli qui che aprono il fuoco. Sarà parecchio tosta perché loro hanno tanta cavalleria e io non ho tante unità con la We lancia. must act now. E le loro unità con la lancia, qui le guardie del Papa, sono come la nostra milizia, però sono più forti ancora. Mi sa ragazzi che qua la situazione è parecchio brutta. Se vinciamo questa battaglia faccio una festa. Vi aspetto tutti in giardino a casa mia. Però penso che non vincerò proprio un cazzo qua. Spostiamo questi qui. Eccoli, eccoli, eccoli che caricano. Our men are under attack. We must act now. Perfetto, voi andate qui e caricategli. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging Devo a usare worthy anche questi. victory. Devo usare anche il mio generale. Tanto lì c'è già lo stendardo di Venezia che aumenta il morale delle mie truppe. Voi sparate sulla guardia del generale. Eccoli, cazzo, mi hanno intercettato la mia. Non li avevo visti. L'importante è che qui tengano. Dai, sbrigatevi voi. Ecco, la cavalleria sta già scappando, come era prevedibile. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory.
Ok, mi stanno caricando tutti. Come va la situazione qui? Stiamo ottenendo bene? È il momento di passare al contrattacco. E di far fuggire questi balestrieri in modo che smettano di sparare ai miei uomini. Cazzarola, mi stanno incurando il generale. Devo farlo scappare da qua. Ok, uno dei loro generali è morto. Voi scappate qui, ma correte però. Bene, perfetto, perfetto, perfetto. Stanno rompendo le loro formazioni. Cosa siete voi? Formate lo Skiltrom. E rimanete in difesa qui finché non arriveranno anche il resto dei soldati. Bisogna portare in salvo il generale. Ok, bene, si stanno spostando tutti. Questi qui hanno resistito benissimo. Facciamo un recap. Voi correte qui. E andate ad uccidere il generale. Bene, bene, bene. Perché questo balordo è qui? Che non mi muoia, Dio Cristo. Only half the enemy force remains. Ragazzi, scusate se parlo poco, ma sono concentrato. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Tutti sul Papa adesso. Voi andate qui e continuate a inseguire i nemici. Dove sono i cattivi adesso? Ah cazzo, qua è pieno di cattivi. Ballista. Comunque il merito di questo, vabbè, i miei lancieri hanno tenuto molto bene, però i balestrieri fanno strage ogni volta. Sparate tutti sul Papa. Prima che... No, mi sta caricando i balestrieri davvero. Questo qui mi spacca il culo adesso. The enemy general flees like the coward he is. Press onward and break the spirit Vediamo of se lo his army. catturiamo, vediamo se lo catturiamo. The Lord above is kind. Perfetto. We have captured the Abbiamo enemy's catturato il general. Papa, ragazzi. That would
teach the cowardly dog to run. Bene, bene, vi dico Now che hear the davvero ho rest avuto paura di at perderla. our leisure. Davvero, quando ho visto quanti erano, ho detto... E perché erano truppe di qualità, infatti ho perso tantissimi uomini, 42%. Ho detto adesso ho perso. Oh, ma ancora sparano. Praise the Almighty! Our enemy has lost his stomach to fight. We must push Bene our ragazzi, advantage. continuiamo a inseguirli adesso. Finiamo gli ultimi prigionieri e poi anche questa battaglia è vinta. Questi qui voglio prendere, che sono... Allora, colpiamo prima i gruppi grossi, perché se scende sotto una certa soglia di unità, poi l'unità scompare. Quindi è meglio avere 30 unità, cioè 30 slot con 20 lancieri rimasti a loro, piuttosto che avergliele annientate tutte e lasciargliene 100, perché così spariscono tutti. Se li lascio tante slot con pochi uomini spariscono tutti. Invece nell'altra maniera gli rimangono quei 100 lì. Vabbè dai ragazzi, una grande The battaglia, enemy are overcome. This is heroic a victory. great victory, worthy of only Bene, the bene, bene, bene. mightiest of generals. Annientati. Hanno accettato il riscatto, vabbè dai, mi hanno dato 1200. Victory! Questo ha aperto una breccia, diciamo, comunque nelle... Ha aperto una breccia nelle difese Let me strike, my lord. del Papa. Noble lord, Allora ragazzi, io qui devo ordinare le cose. Ho 1, 2, 3, 4, 5 unità da tiro. Servono altre lance. Orders. Your Majesty. 4 lancieri. Bringing our troops together. Orders, my lord. Allora, mando un'unità di cavalleria Orders. e un altro coso. E il carroccio no, questi qui li possiamo tenere pure qui. with God's blessing and E vediamo di yours. procedere all'assedio di Roma. Dopodiché, cosa c'è a Palermo che non va? Il problema è quel balordo lì di un eretico che mi sta convertendo tutti. Perché dove allora, io fino adesso ho lasciato stare, non ho fatto preti, non ho fatto chiese, non ho fatto niente perché non me ne fregava. Invece è una cosa importante da controllare, perché sennò succede questo, rivolte, crociate, succedono tutte queste cose qui. Ho trascurato troppo la religione. The problem. What is the name? Perfetto, mercante ucciso. Who do I face? We shall send them to hell or worse. March! Abbiamo eliminato anche questi ribelli. We tore them apart, my lord. Victory! Let me strike, my lord. Yes, my E lord. qui bisogna viaggiare verso... Allora, 26, 24. Bisogna riattaccare Zagabria, insomma, passare un po' il contrattacco. Allora... Noble lord. Orders. Ho 2000 fiorini. Tessalonica altri 5 turni. Ho 2000 fiorini. Cosa potrei fare con 2000 fiorini? Yes, lord. Allora, con voi With God's blessing and yours. andiamo ad annientare questi. Adesso qui si recluteranno altre... Mettiamo le tasse basse. Si recluteranno altri soldati, quindi va bene. Command me. Qui sto ammassando altre truppe. E direi che possiamo On my way. Yes, my lord.
Far cosa? Cosa possiamo The fare? problem. What is that? Command me. Bringing these lands under your gaze. Costruiamo una torre qui tanto per vedere un po' più in là. Qui si dovrebbe procedere con l'assedio di Roma. Qui ovviamente sto eretico mi dà problemi. Vabbè, ma ragazzi basta, passiamo sto turno. Aspetta, quanto tempo è che sto registrando? 40 minuti. Ok, no, va bene. Dico di finire qui l'episodio. Come avete visto ci siamo difesi, la crociata è finita e stiamo recuperando piano piano. Quindi sono abbastanza soddisfatto. Quindi niente, concludiamo qui e vedremo al prossimo turno come andrà. Ciao ragazzi.